Oggi nel 2025 è importantissimo. Riporto anche qui una frase che spesso ripeto, cioè mutuo la Costituzione dicendo che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro ma anche sul volontariato in questo momento perché, come giustamente lei ha detto, ci sono purtroppo delle lacune, magari non per volontà delle amministrazioni, ma che di fatto sorgono e si presentano ed ecco che i volontari vengono a colmarle. Io davvero voglio dare ufficialmente un plauso a questa associazione in appoggio peraltro alla Polizia di Stato in maniera ufficiale perché di fatto sta anche aiutando un pochino a contrastare la disaffezione della comunità nei confronti delle istituzioni sicuramente ma anche nei confronti delle forze dell'ordine che ultimamente non se la stanno passando bene. Ci sono pochissime unità. Gli stipendi, parlo anche della vigilanza privata e parlo in generale, probabilmente non sono ancora adeguati alla vita che di fatto svolgono perché insomma rischiano la vita ogni giorno, per cui avere un'associazione in appoggio competente, capace ed efficace sul territorio in appoggio alla Polizia di Stato in questo caso ma alle forze dell'ordine in generale credo possa dare un impulso anche su questo. Quindi davvero il mio grazie, il mio e quello del Consiglio regionale del Veneto ad un'associazione che merita di crescere e soprattutto merita l'attenzione da parte di tutti noi. Un'importante convenzione che vede l'associazione e il comune di Rovigo collaborare insieme, in primis con la vigilanza nelle scuole, quindi vicino ai nostri alunni e ai nostri cittadini, e un'altra importante attività svolta sempre dall'associazione è quella di vigilanza e osservazione dei nostri parchi e del nostro territorio in contatto diretto con le forze dell'ordine in modo da poter segnalare eventuali situazioni che potrebbero essere a rischio per i nostri cittadini. Quindi un'associazione vicina all'amministrazione comunale di Rovigo, al capoluogo, e vicina ai nostri cittadini con un'attività che viene svolta giornalmente. Le nostre attività prevalenti sono logicamente per quanto riguarda i servizi di vigilanza e controllo delle piste ciclabili e dei parchi, per quanto riguarda le gare ciclistiche per la viabilità, per la messa in sicurezza dei ciclisti e poi logicamente abbiamo servizi che vanno dall'ufficio immigrazione alla questura e anche servizi per quanto riguarda l'ufficio immigrazione della digitalizzazione delle pratiche praticamente. Quanti volontari siete? Noi siamo 30 volontari e ne avremo bisogno di tanti altri per dare la possibilità di creare, di coprire tutti i servizi che facciamo. Le ore che abbiamo speso attualmente dal 2019, da quando siamo nati, adesso sono 3.700 e qualcosa. I servizi sono tantissimi da fare, logicamente facciamo quello che possiamo, insomma, ecco. Il vostro rapporto con la comunità? Esserci sempre. Partiamo da questo. Partiamo dal bisogno che c'è di una presenza tra la gente e con la gente per capirne le dinamiche. È una società complessa, la nostra, turbolenta, piena di problemi. Noi umilmente ci affianchiamo a questa società, non vogliamo sostituirci alla forza dell'ordine, siamo uno strumento per agevolare certi processi di regolarizzazione magari dei flussi sociali, come è stato detto dal nostro Presidente, aiutando anche gli immigrati ad essere a posto, a non fare percorsi diversi da quelli che sono quelli legali, e non solo. Poi nel mondo civile siamo vicini a chi pratica sport, ai ragazzini che vanno a scuola, quindi cerchiamo di dare una mano.